L'arrivo del presidente Luca Zaia questa mattina a Jesolo, fresco di riconferma alla guida della regione, è stato l'occasione per fare il punto sulla difficile stagione turistica che sta arrivando a conclusione, anche in un Veneto che con le sue 70 milioni di presenze turistiche, che valgono circa 18 miliardi di euro, rappresenta la prima regione turistica d'Italia. Abbiamo un prodotto turistico che è unico al mondo perché abbiamo una offerta variegata. Noi adesso abbiamo già rimodulato i fondi comunitari per intervenire nella promozione, nell'aiuto alle imprese. Adesso ovviamente ci aspettiamo la grande partita dei Recovery Fund che sono 209 miliardi di euro e la quota parte del Veneto sarà sicuramente dedicata anche alle imprese turistiche perché per noi è economia, è territorio, è assolutamente un elemento di comunicazione unico nel suo genere. Qui i nostri albergatori ci hanno rimesso il 30, il 40%, il 50%, chi anche il 70% del fatturato. Abbiamo perso 60.000 posti di lavoro in Veneto, 30.000 sono del comparto turistico. A maggior ragione dopo questa vicenda abbiamo capito che comunque l'aggregazione dell'offerta turistica, ad esempio per il mare, tanto per farne un esempio, è assolutamente vincente. C'è la massa critica che riusciamo a fare in 3, con Emilia Romagna, con Friuli, Venezia e Giulia, non è la massa critica sui mercati che riusciamo a fare in 3 in ordine sparso. Cali importanti di fatturato che toccano anche le aziende alberghiere della costa iesolana, che ora guarda con preoccupazione al 2021. Una stagione che è andata più o meno come avevamo previsto, non possiamo dire meglio ma diciamo meno peggio. Sostanzialmente prevedevamo un calo di fatturati intorno al 50%, il calo di fatturato medio si assesta intorno al 45%, è chiaro che questo ci mette in grande difficoltà soprattutto per poter affrontare e pensare alla riapertura per la stagione 2021, perché per essere aperte le nostre strutture costano, hanno bisogno di un mese di lavori, di manutenzioni, di assunzioni prima di poter rivedere degli incassi, degli introiti, quindi speriamo che le aziende siano in grado di affrontare questo periodo e di arrivare preparate sicuramente con il nostro supporto al 2021. E tra le difficoltà che l'associazione di categoria si troverà ora ad affrontare, la decontribuzione dei rapporti di lavoro e la rimodulazione degli affitti d'azienda. Sì, queste sono due battaglie in particolare che dai primi di marzo io porto avanti. Una era quella della decontribuzione dei rapporti di lavoro, che poi è arrivata, ma ahimè non per gli stagionali, ma per chi assumeva da agosto in poi, quindi per noi è del tutto inutile. In materia degli affitti, tranne dei crediti d'imposta, delle possibili detrazioni, abbiamo poco. Purtroppo è una trattativa affidata al B2B, quindi è una partita privata, c'è bisogno di dare una botta a questo tipo di trattative e di negoziazioni, perché rischia di mettere ulteriormente in difficoltà le aziende che non trovano un accordo, e a fronte di cali del fatturato del 50%, e il 50% lo tocchiamo qui sulla costa, ma se guardiamo le città d'arte arriviamo anche al 70%, 80%, pensare di sopportare i canoni pieni di strutture alberghiere che pesano qualche centinaio di migliaia di euro diventa assolutamente insostenibile, pertanto rischiamo di perdere un grosso patrimonio, un grosso tessuto imprenditoriale che ha creato tutto questo nei decenni passati.